Buongiorno! Mi ha fatto paura. Ciao bellissimi! Oggi è il 69esimo giorno e l'11esimo per Marta. Oggi continuiamo il percorso in direzione di Toulouse. Ci mancano ancora 150 km, poi là faremo una pausetta. E adesso ci stiamo per infilare in una pista ciclabile molto lunga che passa sopra una vecchia ferrovia. E dovremo fare diverse giornate così, 2 se non addirittura 3. Ed entreremo proprio adesso nel parco naturale regionale. Come si legge? Prova. Du Haut Languedoc. Yeah! Ecco, sarà così, tutto così per 3 giorni. Per me va benissimo, cioè no, è calmo, sereno, non c'è nessuno. È bellissimo notare questo cambiamento, dato che il primo giorno eravamo su una strada lunga, tranquilla, per nulla trafficata, però era noiosissima. Oh, sì. Adesso la noia non importa più, l'importante è che non sia trafficata. Sì. Ok, questa è proprio un'idea di come la natura si riprende i suoi spazi. Pazzesco. E sono le 10 e abbiamo visto il supermercato. Oggi dobbiamo fare una spesa abbondante, ormai è sempre così, perché domani è domenica e saremo in paesi più piccolini dove tutto costa di più e dove non siamo sicuri di trovare supermercati aperti, quindi dobbiamo rifornirci per 2 giorni. Ok, c'è da dire che da quando sono con Marta i video tendono molto a parlare di cibo e di andare a fare la spesa. Comunque mi sta rendendo dipendente dallo yogurt. L'unico problema è che non possiamo portarlo in giro e quindi dobbiamo mangiarlo appena usciti dal supermercato. Quindi sono le 10:30, facciamo una pausetta. Yum, 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 yum. Ore 11:30 e fa già caldissimo, però per fortuna la ciclabile ha tante zone d'ombra. Abbiamo deciso comunque di fermarci ora, di fare una pausa. Penso che mangeremo su questa bella panchina e passeremo qua qualche oretta fino alle 4 credo, poi ripartiamo. Abbiamo già fatto una decina di chilometri, quindi siamo a metà della giornata. Oggi Marta ha questa pastina con mozzarella e basilico e pomodorini. Io invece ho preso un altro di questi cosi al couscous, però voglio provare a metterci della specie di gorgonzola dentro per insaporirlo e aggiungere un po' di proteine. It's merenda time. Cosa vuoi mangiare? Ma sono le 3 e sono ancora pieno. Ok, merenda per Marta. Io non capisco dove infila tutto quel cibo. Fa caldissimo, è già difficile muoversi. È stata tipo in coma per 2 ore e mezza adesso. E adesso mangio. Ore 5 ripartiamo, abbiamo fatto una pausetta, ma si muore di caldo. I giorni scorsi abbiamo fatto tanta salita, tanti chilometri, però era calata un po' la temperatura. Oggi mi sa che è risalita. Ma comunque io preferisco questa temperatura e camminare piano, con calma eccetera, che quello che abbiamo fatto ieri. Ma ieri era per via dell'alimentari, eravamo obbligati. Ore 6:10, abbiamo incontrato per la seconda volta 2 senza tetto che abbiamo incontrato al supermercato questa mattina e che ci avevano consigliato un posticino dove fermarci a fare un bagno. E l'avevamo un po' scartato perché non ci andava molto di fare deviazioni, però adesso che ci stiamo passando vicino abbiamo visto che manca circa 1 chilometro per queste pozze d'acqua e li abbiamo rincrociati, quindi destino, dobbiamo andare a vedere di che si tratta. Beh, il paesino per raggiungere la pozza è già molto carino, guardate che bello, caratteristico. Sì, sì.
e si chiama Colombières-sur-Orbe, dove Orbe è il nome del fiume che passa qui accanto, ma non quello in cui faremo il bagno. Noi stiamo cercando delle pozze in uno degli affluenti di questo lungo fiume. Unico lato negativo di questa ricerca è che non siamo sicuri che ci siano e No, che è in non dirmi salita. quello. No. Siamo arrivati! Ok, abbiamo dovuto smontare il carrellino e fare un pezzetto a piedi, ma direi che ne vale la pena. Ore 8:30, abbiamo fatto il bagnetto, ci siamo lavati, abbiamo lavato i vestiti, ci siamo rinfrescati, abbiamo rinfrescato l'acqua e adesso ripartiamo. Com'è? Bellissimo. Vediamo se riusciamo a fare ancora un'oretta e mezza di camminata fino a un punto dove sostare. A quest'ora è proprio piacevole camminare. Poi oggi abbiamo fatto poco, abbiamo fatto appena 14 km. È poco. Cosa aspetti? La luce. Andiamo. La luce è in fondo al tunnel. Dai, metti la No, luce. non vedo. Abbiamo figo. trovato il posto per questa notte, dormiremo qua. Bellissimo che la luce si è accesa da sola quando siamo entrati nel tunnel. Non mi era mai capitato. Bellissimo. Con te partirò. Il mio fidanzato è pazzo. Sono le 9:30, abbiamo trovato un posticino per mettere la tenda e sta venendo buio. Adesso mangiamo, abbiamo tantissimo cibo. Non abbiamo fatto tanti chilometri, ne abbiamo fatti 16 oggi. Però considerando la tappa da 31,5 di ieri direi che ci sta. E niente, ci vediamo domani, ciao, buonanotte. Mua! Ciao. Buongiorno bellissimi, giorno 70, oggi ci risvegliamo con un'invasione di formiche. Giorno... non mi ricordo. Ah sì, giorno 12. Ho già svuotato la borsa del cibo, era invasa. Oddio. Abbiamo fatto la spesa, pomodori secchi, latte e pane. Magari potete anche provare... Hai caldo? No! Andiamo? È quasi mezzogiorno, fa caldissimo, abbiamo appena fatto una super salitona e adesso c'è una super discesona e a me piacerebbe tanto trovare un posticino vicino all'acqua dove passare il pomeriggio, dato che camminiamo accanto a un fiume, solo che non ci sono stradine che portano al fiume, quindi stiamo proseguendo sulla ciclabile sperando di trovare una uscita. Ti dico che l'uscita è qua. Ti dico che l'uscita è qua, lo vedo. È troppo facile dopo che si vede? Sì. Siamo scesi, usciti dalla ciclabile, fatto un piccolo pezzo di asfalto ed eccolo là, abbiamo trovato il fiume. Non vedo l'ora di fare un bagnetto e poi di mangiare. Mi sa che l'ombra qua non durerà tantissimo, a seconda di che giro fa il sole in realtà, però magari riusciamo a fare un bagnetto. Abbiamo trovato un posto ancora più bello. Sì! Però dobbiamo spostarci un po' nella selva selvaggia. Yeah! Questo è perfetto. E qui il sole non ci tocca. Penso che faremo una bella pausa fino alle 4. Abbiamo già percorso più di 10 km, quindi siamo a metà tappa. Ore 5:20, ci stiamo preparando per ripartire, ma fa ancora caldissimo, fa veramente tanto caldo e quindi stiamo un po' procrastinando.
Yeah, che carino. Sono le 7 e abbiamo perso un po' di tempo tra video vari e la risalita del fiume. Siamo praticamente ripartiti da poco sulla ciclabile. Siamo esattamente a 11 km percorsi. Adesso proviamo a farne ancora una decina per raggiungere la ventina e poi ci accamperemo su questa ciclabile. Tra l'altro domani mattina dovremmo essere proprio in prossimità di un supermercato, quindi tutto combacia perfettamente. Yeah! Ah, ecco qua il riassunto del percorso tra Bedario e Masamè che stiamo facendo sulla ciclabile. Adesso siamo a Premion. Carino. Un acquedotto o una strada? No, forse è un ponte. Che cosa? Che c'è l'eco? Ecco! Siamo sotto a un ponte ferroviario. Passa la linea 457 da Roma in ritardo di 35 minuti. Ok, sono le 9 e abbiamo trovato un posticino. Abbiamo percorso 18 km, oggi è una tappa ancora un po' breve, però vogliamo tenerci sui 20-22 circa al giorno, soprattutto per recuperare la fatica della tappa da 32. E questo boschetto sembra perfetto, è molto molto carino e c'è una panchina, quindi mi sa che resteremo sulla panchina finché non fa buio e poi ci accampiamo. Mangiamo? No, proprio così? Questa si chiama prostituzione. Ma che cosa sei? Ma che cosa sei? E niente, mi sa che Gian Giorgia viene con noi. Ciao, brava Gian Giorgia. Sei? Brava. Ti rende orgogliosa tua figlia? Pronti? Sono le 10 e adesso andiamo a nanna. Buonanotte, ciao bellissimi, ci vediamo domani. Siamo pronti? Prontissimi! Buongiorno. Buongiorno, giorno 141. Ciao bellissimi, giorno 71. Oggi non so come mai stanotte ha fatto freddissimo. Siamo congelati. Il mio corpo non capisce niente. Sono le 7:30 di mattina, è appena spuntato il sole, ma fa freddo. E siamo a Riol. Ore 9, siamo a Saint-Pont-de-Thomières. L'abbiamo giusto attraversata al volo per andare a fare la spesa al supermercato. È una cittadina abbastanza X, anche se ha delle chicche. È come se ci fossero dei mix di storia, ma sia medievale, ma anche tipo cose degli anni 80 ancora presenti, mescolate con la città moderna. È questo che ho sognato stanotte. Ma dai, Il cannelé di Bordeaux. pazzesco. Anche oggi restiamo viziati grazie al carrellino, abbiamo fatto un sacco di spesa, siamo a posto per pranzo, cena, colazione e facciamo anche una piccola merenda prima di ripartire. E la merenda la facciamo col Tropezien. La facciamo o faccio io? Facciamo. Cioè, oh. E sembrano un po' dei Krafen ripieni di crema. No, circa. non è lo stesso. Ok, più che un Krafen mi ricorda il maritozzo di Roma. Che diviso sei felice? Sei felice? Sono piena di zucchero! E siamo di nuovo sulla ciclabile. Un aggiornamento sulle gambe di Marta. Non so, è un punto a spilli per pranzare. Cioè, Hai quando- il sangue troppo buono. Carino sto borghetto. Ok, sono le 12, abbiamo percorso 12 km e abbiamo trovato questo posticino all'ombra dove potremo fare una bella pausa a pranzo.
Cioè, questa sembra una scampagnata, non un cammino di 2600 km. La chiamiamo Gian Giorgia. Ancora? Bellina. Ore 2:30, abbiamo deciso di terminare la pausa pranzo perché faceva abbastanza fresco da ricominciare a camminare. E abbiamo subito raggiunto questo tunnel che è freschissimo e anche molto lungo. Sono le 4, facciamo un'altra pausetta. Tra l'altro voglio vedere cos'è questo piccolo edificio. E la ruota di lino si è staccata. Succede ogni volta che vado all'indietro. Questo è anche uno dei motivi per cui non trascino il carrellino ma lo spingo. Niente, nulla di speciale. C'è anche l'immondizia della gente ineducata. Approfittiamo intanto per caricare un po' le batterie. Questo power bank blu è quello che va un po' meglio. Al 51%, carica a 10,8 watt con 1,6 ampere. Non è così bello, guarda, anda da solo. Bravo amore. Sono le 8, abbiamo fatto un po' più di 22 km e abbiamo trovato probabilmente un posticino dove mettere la tenda. Qua! Che bello! Oh. È anche fresco. E invece qui... Allora, di norma non è mai intelligente mettersi troppo vicino all'acqua, soprattutto come altezza rispetto all'acqua. Però considerando che non piove da giorni... Perché lo facciamo? Che bello! E considerando che è giorni che non piove e il meteo dice che sarà bel tempo anche nei prossimi giorni, è veramente improbabile che si alzi il livello dell'acqua. Tra l'altro, mal che vada, ci spostiamo un po' più in su. E poi è rilassantissimo dormire col suono del ruscello, lo sapevi? Sì, questo cambierà del tuo ronchi, Il mio russare. il tuo rossare. Sì, perché seguirà il ritmo delle onde. Questo è utile? Sempre. Ta-da! Bam 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 bam. Tan 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 tan. Questa è la fase della preparazione che di solito non vi mostro, quindi dato che oggi c'è luce, anche perché appunto di solito fa già buio, ma almeno oggi che c'è un bel po' di luce, siamo in un bel posticino, vi mostro anche questa parte della giornata. Che palle! Ecco qua, in realtà è già finito così perché dato che in questi giorni non fa freddo e non piove, non mettiamo mai il telo di copertura. Questa notte in realtà ha fatto freddo al mattino, però col sacco a pelo ce la gestiamo comunque bene. Ore 9 e mangiamo. Io ho un po' di riso con una brodaglia strana di spezzatino che spero si sia cotto al sole, perché lei l'ha mangiato a pranzo ed era durissimo il riso. Lei invece mangia quello che ho mangiato io a pranzo, che è un mix di cose. E niente, ci vediamo domani. Buon appetito, ciao bellissimi! Ciao! Anche io ho delle strane beccate, ma solo sui piedi. Sei contenta?